Ciao, buongiorno. Oggi sono in un ambiente un po' diverso dal solito, molto lontano da casa. Stamattina siamo partiti, abbiamo preso l'autostrada e siamo arrivati fino a Campo Imperatore. In realtà non siamo partiti da casa, siamo già in Abruzzo da un paio di giorni. Oggi prima escursione, la meta è il Corno Grande. Siamo partiti dal rifugio Campo Imperatore, questo qui dietro di me, sì, questo è Campo Imperatore. Abbiamo fatto tutta la strada, siamo arrivati al rifugio, adesso abbiamo preso il sentiero 101 e la nostra meta, vabbè, è qua dietro. Tra un po' dovremmo vederla. La giornata è un po' così, un po' velata. Prima, a dire la verità, quando siamo arrivati c'era un po' di arietta, non c'era il sole, era freschetto. Adesso abbiamo già tolto le maglie, siamo partiti da 10 minuti e si sta abbastanza bene, è uscito anche un po' di sole, quindi insomma speriamo che sia bello. Quindi adesso gambe in spalla e ci vediamo in cima. A dopo. Qua, dopo 2 ore e 20 circa siamo arrivati sulla cima del Corno Grande. È stato bello, l'ultimo pezzo abbastanza impegnativo. Finiti i prati è iniziato un ghiaione e dopo ci si infila in un canalino e ci sono dei bei pezzettini di arrampicata, qualcosa secondo grado, un pezzettino molto stretto, un po', sì, bello, impegnativo. Dopo, alla fine, si esce dal canalino, si fa l'ultimo tratto su roccia un po' più larga, insomma, e poi si arriva, c'è la croce, c'è una piccola rosa dei venti e panorama stupendo, 360 gradi. Peccato, un po' così nuvoloso. Adesso inizia a salire qualche nuvola un po' più consistente sotto da Campo Imperatore. Comunque si vede sotto da dove siamo partiti tutta la conca che c'è qui. Poi il rifugio, anche l'altro rifugio che in teoria ci passiamo adesso quando riscendiamo. Qua sotto c'è anche, si vede il bivacco Bafile, mi pare si chiami, che deve essere quello dove è stato a dormire Omar, mi pare che sia quello lì. Molto suggestivo, deve essere una gran figata dormire lì. Qua sotto purtroppo c'è quello che resta del ghiacciaio, davvero poco, forse c'è qualcosa sotto le rocce, però purtroppo anche questo ormai ha gli anni contati, mi sa. Adesso ci godiamo un attimo la cima, non staremo troppo però, perché sì, purtroppo le nuvole iniziano un po' a addensarsi, al pomeriggio è un messo brutto e quindi sì, ci fermiamo un poco, ripartiremo quasi subito, se non altro per evitare che ci sia nebbia quando siamo ancora molto in alto. Poi quando si è sotto sui prati il sentiero è facile, quindi lì non ci sono problemi, al limite ci prendiamo anche un po' di pioggia se proprio è a fine giornata. Quindi adesso ci mangiamo una roba, un paio di foto e poi ripartiamo, e quindi ci sentiamo dopo quando riscendiamo. A dopo.
purtroppo verso la fine del nostro itinerario abbiamo preso un sacco di pioggia, eravamo ormai scesi dal Corno Grande, stavamo andando verso il rifugio Duca degli Abruzzi e quando mancavano veramente 10 minuti al rifugio si è scatenato un temporale e ci siamo presi un sacco d'acqua. A dire la verità siamo arrivati al rifugio, ci siamo fermati lì, abbiamo mangiato una zuppa calda e poi abbiamo un po' aspettato, però il temporale non passava, quindi abbiamo rimesso sui Kiway e siamo scesi al rifugio Campo Imperatore, ci siamo bagnati un sacco. Adesso siamo sempre a Campo Imperatore, ci siamo spostati, siamo saliti qua su questa collinetta per vedere un po' il panorama, fare le ultime foto. È un po' freschetto, infatti adesso risalgo in macchina molto velocemente. Il giro che abbiamo fatto è molto bello, prima parte abbastanza impegnativa nel tratto finale, quando finiscono i prati, si è in ambiente completamente roccioso, ci sono alcuni passaggi di secondo grado, forse uno anche un po' di più, ma proprio un leggero tratto, ma molto bello. Peccato per le nuvole, non un grosso panorama. Poi siamo ridiscesi per la via, siamo saliti per la direttissima, siamo ridiscesi per la via normale e dopo abbiamo puntato per l'appunto al rifugio Duca degli Abruzzi e poi dal rifugio siamo ridiscesi al parcheggio dove arriva anche la funivia. Quello dietro di me dovrebbe essere Campo Imperatore, dovrebbe essere ancora, penso sia tutta la zona, è davvero molto bello, uno scenario completamente diverso dal nostro, se non altro per vastità. Un altipiano veramente gigantesco, tutto così brullo con queste colline dolci, poi dietro invece ci sono le picche rocciose, veramente molto bello. Peccato un po' il tempo, però anche così è molto suggestivo, ci sono i temporali, i tuoni, veramente figo. E alla fine, anche se la giornata, anche se non c'era il sole, è stato veramente bello, anzi forse un po' più suggestivo così. Un'altra cosa del giro che abbiamo fatto che ci ha colpito sono i sentieri, veramente tenuti molto bene, e la quantità di segnali, soprattutto nei pezzi più difficili, nei pezzi rocciosi. Forse li avevano ripassati da poco, però abbiamo veramente trovato tantissimi segnali, il sentiero sempre ben tenuto, cartelli a ogni incrocio, quindi veramente complimenti a chi gestisce qua i sentieri di questa zona. Non abbiamo assolutamente avuto alcuna difficoltà a seguire l'itinerario che ci eravamo preposti. Io adesso ti saluto che inizia a aver freddo, torno in macchina e torniamo giù al nostro campo base. E ti ringrazio per avermi seguito, spero che il video ti sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!